One kid for sure. One kid for sure. I'm like a sailor on a ship with no home. I'm left with one question, burning my direction. If I had a choice, which way would I go? One kid for sure. One kid for sure. One kid for sure. Ed è così che i nostri protagonisti sono arrivati a Kumamoto. Kumamoto, la città degli orsi, perché Kuma significa orso, letteralmente, e moto significa moto, quindi gli orsi che vanno in moto. No, non è vero. Significa origine, quindi luogo di origine degli orsi. Purtroppo la loro permanenza in città è molto breve, perché hanno deciso di dedicare molto tempo al viaggio e meno alla città. Quindi, in mancanza di tempo, la meta più importante di Kumamoto è il suo castello, che purtroppo è in riparazione. Gongjiao Botanic Den Qingdao may be closed by the time you arrive. Taspo! Ed è così che i nostri eroi ripartono verso Ahoshima, dopo 2 giorni di viaggio, sì, perché questa era la seconda parte del viaggio Nagasaki e Kumamoto. Stanchi, tranne Lucas che beve tantissimo caffè per restare sveglio, ma estremamente soddisfatti e pronti per la prossima gita a Takachiho. Prossimo episodio. Ah, è un'ultima cosa. Io non ve lo dico mai perché so che lo fate da soli, ma se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, le notifiche, ok?